Buonasera, sono delle bruttissime immagini quelle che abbiamo visto subito dopo la nostra sigla, che stiamo continuando comunque a vedere grazie chiaramente alla nostra regia, grazie a Gaetano Marano, a Fino La Legia, a Ottavio Longo che ci consentono e anche a Mauro Quattrocchi ci consentono di mostrarvi. Ieri le riprese sono state realizzate da Angelo Pandolfo allo stadio di Padova, una bruttissima pagina del calcio. Ancora una volta purtroppo diciamo, il tifo catanese non mostra assolutamente una bella faccia, anzi tutt'altro, il contrario di tutto questo. Angelo Patanè che è accanto a me, buonasera Angelo. Buonasera Angelo. Buonasera anche a Alessandro Vagliasini, Buonasera. Devo ringraziare e salutare Buonasera, anche Carlo Angelo. Breve, saluto dall'altra parte dello studio la nostra Naomi. Buonasera Angelo. Fra poco sentiremo, magari possiamo vederli, i cugini. Buonasera anche a voi ragazzi. Buonasera. Grazie. Ciao, ragazzi. Stasera Oggi un po' di rammarico. è difficile poter fare questa trasmissione, al di là di quello che è stato poi il risultato sul campo, che lascia delle speranze certamente al Catania. Però Angelo, tu ieri sera eri là, hai visto con i tuoi occhi, hai potuto commentare in diretta insieme a noi, ma tu eri allo stadio, una sensazione bruttissima, una sensazione di amaro in bocca, direi quasi come se non avessimo avuto nessuna lezione dal passato. Dalla storia. Storia. È una bruttissima sensazione quella che viene fuori. Fra poco vedremo anche delle immagini che il momento in cui poi si attiva, sono immagini che la polizia di Padova ha girato, che noi adesso vi mostreremo anche, se possiamo anche facciamole vedere il momento in cui c'è questo, si apre questo varco e come si apre, Angelo. Qui... La storia non ha insegnato molto, evidentemente, non soltanto alle vecchie generazioni, ma soprattutto alle nuove generazioni. E questo è la prova di come, francamente, una città ne venga fuori sfregiata in maniera assolutamente incontrovertibile, indifendibile, una città che non si rispecchia ovviamente nei valori, nei comportamenti, negli atteggiamenti di una minoranza, ma è inutile raccontare che di volta in volta è una minoranza che poi trascina in sé ovviamente l'immagine distorta di una città. Evidentemente una parte di Catania è questa. Una parte di Catania che ancora non ha compreso come un comportamento del genere, mediaticamente, il calcio mediaticamente è una cartolina che viene rimbalzata milioni e milioni di volte, e quando fai le belle cose, magari il gol di Mascara da centrocampo fa il giro del mondo e diventa uno dei gol più belli, ma tutto questo viene cancellato della storia del calcio. Ma altrettanto, soprattutto quando gli episodi raccontano la cronaca, davanti a 12 telecamere, davanti alle dirette RAI, non ci sono freni evidentemente che possano bloccare l'idea malsana di andare a rubare uno striscione, perché rubare uno striscione alla formazione avversaria in quella che è l'ottica ultra è lo sfregio più grande che si può fare. Angelo, ma forse questa è una cultura che apparteneva al passato, a un calcio che adesso non c'è più, ad una rivalità che probabilmente non c'è più tra le tifoserie. Ma una rivalità totalmente virtuale, tra l'altro quella tra Padova e Catania, una virtuale perché la rivalità tra Padova e Catania nasce dalla circostanza che il Padova è gemellato col Palermo, storie risalenti agli anni '80, quando sicuramente le persone che hanno partecipato ieri agli scontri forse non erano manco nate, e che riguarda l'incontro fra 5 capi ultra del Padova in vacanza a Palermo incontrano i rappresentanti delle Aquile rosanero, furono un'amicizia, l'amicizia e il fatto che poi diventano gemellate. Ma tutto questo probabilmente fa parte di ragionamenti che oggi noi faremo, ma il mio, se mi permetti Angelo, in controtendenza, è quello che, al di là di tutto quello che ovviamente ciascuno di noi poi potrà ritenere, il danno più grave
lo hanno fatto non soltanto alla città, non l'hanno fatto soltanto ai 20.000 tifosi del Catania, non l'hanno fatto a tutti quelli che dirigono e ci iranno nei prossimi anni, ma perché non si può andare in trasferta, perché solo noi, ma lo fanno al Catania Calcio. Perché se un signore domani, o oggi, o stanotte, distante 15.500 km da Catania, si sveglia e dice: ma a me chi me l'ha fatto fare di andare in una città bella per quant'è, ma con una serie di problematiche importanti e significative, che nel corso di una partita che poteva significare per il Catania, per Catania, la possibilità di avere la Coppa Italia, di giocare una partita, e accadono cose del genere, in un campionato dove continuano a ripetergli che il peso della maglia a Catania pesa il triplo rispetto alle altre piazze, e magari questo signore che è distante 15.500 km dovesse decidere di andare a investire a Padova, dove, sto facendo un esempio, ma tanto per, dove il benessere è tangibile, dove non ci sono infiltrazioni di nessun genere, dove la mafia è distante probabilmente, quella violenta anni luce, dove si può pianificare in una realtà economica che ti può dare comunque importantissime plusvalenze senza andare a compromessi a nessuno. E allora, se domani Pelligra si alza e decide, mollo tutto, anche in virtù di quello che è accaduto, anche in virtù dell'immagine, e dico Pelligra, dico Grella, dico quel gruppo imprenditoriale che a Catania abbiamo atteso ed è arrivato come una manna nel cielo, beh, probabilmente qualche domanda dobbiamo farcela e qualche risposta probabilmente ci può anche provenire da quello che stiamo vedendo oggi. Vorrei sentire Alessandro, poi anche Carlo. Beh, la mia esperienza mi porta a dire che da quando diciamo, il Catania ha iniziato questo nuovo percorso con la proprietà Pelligra, mio figlio Attilio, che ha 11 anni, si è avvicinato al Catania, allo stadio, a vivere le partite, sempre con maggiore entusiasmo. E ieri il piccolo dramma familiare che ho vissuto è stato cercare di dare delle risposte chiare a mio figlio sulla prospettiva che la partita che lui attende da praticamente quando c'è stato Catania e Rimini, cioè la finale di Coppa Italia col Padova, possa essere disputata o in un altro stadio o a porte chiuse, e mi ha continuamente chiesto: ma perché? Stamattina voleva sapere se c'erano state notizie sul comunicato del giudice sportivo. E questo per dirvi che non è soltanto, come giustamente diceva Angelo, il danno d'immagine, ma è anche uccidere la passione delle nuove leve del tifo per il Catania, quale può essere in questo caso mio figlio, certo. Un bambino di 11 anni, che magari da domani non avrà più piacere a percorrere queste emozioni, a vivere lo stadio, a stare vicino al Catania. Un'altra notazione che vorrei fare dalle immagini che abbiamo osservato con grande tristezza, sì, la prospettiva delle immagini invece dalla tribuna dei tifosi del Padova, degli ultra del Padova. Noi abbiamo visto un filmato dove un soggetto apre la porta, il portellone, e per circa un minuto e mezzo, tante altre persone si accodano a quell'individuo. Nessuno che abbia per un attimo avuto un moto d'impeto per dire: ma che state facendo? Ma siete pazzi? Ma lo capite che cosa può succedere? Questa è la cosa più forte che ricavo da queste immagini, che mi fanno capire come veramente siamo lontanissimi da un modello di calcio moderno, tanto invocato da questi stessi tifosi, perché poi se andiamo anche ad analizzare i comportamenti allo stadio, si arrogano anche il diritto di fischiare la squadra quando gioca male, di averli sotto la curva per muovere le loro invettive. Ecco, dall'altro lato, in questo caso dovrebbero essere loro stessi a fischiarsi, a dire che sono stati nocivi in senso assoluto all'immagine della città di Catania, e che, chiudo questo mio ragionamento, se ci fosse stato ancora in vita Ciccio Famoso, questo non sarebbe mai successo, ve lo posso assicurare. È una considerazione che
ieri a margine ho fatto parlando con Angelo Pandolfo, che è il nostro operatore di ripresa insieme a te, inviato parlavamo a e probabilmente sì. Adesso vorrei sentire Carlo da addetto ai lavori, poi sentiremo una raffica di messaggi, cercheremo di vedere anche le immagini della partita per quello chiaramente che possa significare, ma oggi i discorsi sono altri. Fra poco sentiremo in collegamento anche l'assessore allo sport di Catania, Sergio Parisi, perché c'è stata una nota del sindaco che ha telefonato al sindaco di Padova, ma c'è stata anche una nota del comune. Sentiamo Carlo. Ma più che da addetto ai lavori, Angelo, vorrei parlare proprio da insegnante, perché io faccio l'insegnante in questo momento, in un quartiere, in un istituto di un quartiere particolare a Catania, che è Librino, no? Dove noi docenti ci scontriamo tantissime volte col modo di fare di questi ragazzi, che sono ragazzi genuini, deliziosi, che hanno un grande cuore, ma che hanno bisogno veramente di punti di riferimento forte, con grande personalità, che riescono a incidere sulle loro personalità, che a volte, molte volte, sono violente, sono disprezzanti del rispetto delle regole. Quindi io quello che dico sempre, noi siamo una città tra le più belle al mondo, ma noi, gran parte di noi catanesi, cerchiamo di rendere la nostra città, di imbruttirla. È così bella, la vogliamo imbruttire. Come? Con tanti atti di inciviltà che purtroppo tanti di noi catanesi facciamo giornalmente. E quindi quello che è successo ieri io ritengo sia la fotografia di una città malata. Era una fotografia in bianco e nero. È una fotografia in bianco e nero. Ecco, avevamo l'opportunità di avere una giornata meravigliosa come quella contro il Rimini, anzi ancora più bella, perché col 2-1 il Catania può ribaltare il risultato e avremmo sollevato un trofeo prestigiosissimo nella nostra città davanti a 20-25 mila spettatori. Purtroppo questa frangia di persone ci eviterà questa cosa così bella. Ci precluderà purtroppo e ci impedirà di poter assistere a questo spettacolo. Vado da Naomi per una serie di messaggi e poi faremo una pausa, riprenderemo subito dopo con le immagini. Intanto Naomi. Tanti messaggi il cui contenuto poi è uguale, c'è rabbia, c'è frustrazione. Scrivono: se Pelligra decide di mollare tutto farà vincere i malfattori, invece non bisogna darla vinta a sti pseudo tifosi. Sentire TG, catanesi violenti, quanta vergogna si prova. Domanda: e se società e sindaco si costituissero parte civile contro questi incivili? Vi risponderanno i nostri avvocati qui in studio a questa domanda. Per grave danno all'immagine della città, l'amministrazione comunale dovrebbe costituirsi parte civile contro questi pseudo tifosi. Questi tifosi sono quelli che danneggiano il calcio Catania, scrive Franco Bicicletta. Sono catanese e non ho nulla a che fare con questi individui, purtroppo non mi sorprende nella nostra città. L'inciviltà regna sovrana. Per favore gridate lo sdegno delle persone per bene, salvo catanese, oggi meno fiero di esserlo. Buonasera a tutti, ieri ero presente tra i 2000 tifosi rossazzurri, tuttora sono sotto shock, non ho parole. Sebba da Vicenza. Sebba, tutto tu no? No, vabbè. Non bastano le squalifiche, porte chiuse, i punti di penalizzazione, il campo neutro, i DASPO, ci vogliono pene esemplari. Piero C. Mamma mia che vergogna rivedere queste immagini. Diciamo che il tenore dei messaggi di questa sera è questo. Finora non c'è stato un messaggio, ma dicasi un messaggio che ha fatto riferimento a quanto accaduto sul campo. Angelo, questo però fa pensare che è veramente disarmante. Cioè, Scusa Angelo, rispondo a questo messaggio. Chiedono quando si saprà la decisione del giudice sportivo. Domani. Domani conosceremo. L'aspettavamo forse anche stasera, ma evidentemente ormai sì. Domani. Speriamo comunque che sia domani. È domani. No, perché dico speriamo sia domani? Non perché c'è corner domani. Non No. solo, non per questo, no, perché speciale. più tempo dovesse passare, più tempo si dovesse perdere, fra virgolette, per acquisire eventuali nuovi elementi, tutto questo aggraverebbe ancora di più la situazione del Catania. Quindi speriamo sia veramente... Angelo, che è una situazione grave, Sì, è inutile che siamo però, qui a cioè, raccontarla. chiudendo l'istruttoria, diciamo così, nella giornata di domani e quindi con il giudizio del giudice sportivo, si potrebbe arrivare ad una certa conclusione. Magari dopo ci arriviamo, ne parliamo e vediamo un po' poi di... andiamo anche nello specifico da un punto di vista però tecnico. ragazzi vi devo chiedere... C'era, perdonami, un'altra domanda. Sì. L'ipotesi che il Comune e il Calcio Catania si costituiscano parte civile ci sta sentiremo tutta. l'assessore Parisi, faremo molto e quindi con lui parleremo anche di questo. Sarebbe opportuno, oltre che
insomma, da un punto di vista procedurale sarebbe una cosa opportuna. Devo dire che è stato margine, anche però. importante ieri il tempestivo intervento della società con una nota Immediata. subito dopo i fatti, dalla quale si evince immediatamente la presa di distanza chiaramente da questi fatti, e comunque il fatto che la società è vigile, è attenta e non ha fatto passare molto tempo. Poi Posso magari soltanto, non dico correggere, ma 10 secondi. specificare una cosa che ha detto Alessandro. Guarda che ieri, dopo gli episodi, una parte della tifoseria del Catania che si trovava in quella curva ha voltato le spalle e è andata via. Ovvio, Alessandro, è complicato. Io commentavo Sì, quell'immagine no, chiaro. dove in quella porta si sono accodati per un Guarda. minuto e mezzo tante persone. Questo era il ragionamento il racconto su quella immagine. Stop. Va bene, però tu eri lì, giustamente hai ti do visto anche il racconto Certo. a campo largo, e ti assicuro che almeno centinaio o più di persone sono andate via, no? Persone che erano arrivate lì con bambini al seguito, ovviamente collocati lì perché quella era la curva dei tifosi del Catania, e lì non fai distinzione se sei ultra, se sei un tifoso, se sei un simpatizzante, se sei una sciarpa rossa-azzurra. E ovviamente tra poco vedremo anche delle immagini che sono state realizzate proprio dalla curva dove c'erano i tifosi del Catania. Grazie anche a Fino la Legge vedremo queste immagini e vedremo qual era la prospettiva e che cosa si fa. Abbiamo visto prima quelli del Padova, ma guarda che fa una certa impressione vedere quello che succede perché da siamo queste stati immagini. colti tutti quanti di sorpresa, cioè non ti puoi aspettare d'emblée una situazione del genere che si sviluppa a bocce ferme tra il primo e il secondo tempo, si sviluppa in ragione di opportunità che sono state date a qualcuno che scavalca, che riesce a forzare il posto di blocco, la chiusura del Angelo, ma cancello. non ci dovrebbe essere, cioè questa opportunità non dovrebbe neanche essere pensata, perché se tu vai a vedere uno spettacolo, faccio un esempio, vai a teatro, stai al tuo posto e stai seduto, Angelo, basta anche se guardare vai cos'è in accaduto curva, vai al tuo posto e stai seduto e guardi la partita. Ma Questa è la mia idea. Se non ti piace la partita successiva non ci vai. Esatto. Oppure puoi andare molto via anche semplice. prima, non ci sono problemi, puoi anche andare via Posso prima. dire una cosa e Dopo, dopo finito? adesso devo fare pubblicità. Basta guardare cosa è successo con gli hooligans in Inghilterra, cioè non succedono più queste cose, quindi il rimedio Ma quando c'è. vanno fuori i tifosi, Ma alcuni il rimedio, diciamo caro, estremisti, i tifosi il rimedio c'è. No, se c'è, basta la e pena, certa, sicura e immediata. funzionato altrove, in un posto dove allo stadio ci si andava soltanto da iperubriachi e soltanto per menare Allora, botte. devo fare pubblicità. Vai. Dobbiamo fare pubblicità, ci fermiamo e poi attiviamo il collegamento con l'assessore Parisi, così continuiamo a parlare e cercare di capire se effettivamente il comune, l'amministrazione comunale, la città di Catania in qualche Ritengo modo proprio di sì. prenderà una certa decisione, cioè costituirsi parte civile. Facciamo pubblicità. Eccoci, siamo di nuovo in studio. Allora, in attesa di avere l'assessore Parisi in collegamento, C'erano quelle immagini, vorremmo Angelo. fare vedere delle immagini, grazie anche a Gaetano Marano, le vediamo subito. Dalla prospettiva, siamo, ecco, un papà con un bimbo in braccio, ma che va fugge, via. che scappa, che si allontana da quello che doveva essere per il bimbo una serata di festa. In realtà non è stato normale. così. Guarda che nel percorso che ci ha portati lì fino a Padova Tra erano poco si tante- vedrà anche una mamma che ha un altro bimbo in braccio e si allontana anche da dove si stanno verificando gli incidenti. La Erano vediamo tante risalire la signora che quindi esce dalla zona, diciamo, calda, dove stanno avvenendo tutti questi contatti con i fumogeni che vengono lanciati da una parte e dall'altra. Insomma, ieri sera diciamo che è stato veramente un colpo davvero duro è stato da un poter gesto assorbire. grave nella dinamica, grave nella spregiudicatezza, perché sono tutti elementi che verranno considerati dal giudice sportivo, grave nella circostanza che questi comportamenti hanno messo a repentaglio l'incolumità
di persone che comunque non partecipavano in nessun Queste modo. sono le prospettive, le immagini Esatto, che vi dicevo a prima questi io, siamo tafferugli. proprio all'interno della curva che ospitava i tifosi del Catania e là è il varco, la porta da dove poi si sono riversati sul terreno di Sono gioco. tutti argomenti, Angelo, che troveremo nel provvedimento domani del giudice sportivo, e cioè il fatto che siano stati messi a repentaglio l'incolumità delle persone, che sia stato un gesto totalmente spregiudicato, che non ha frenato la rincorsa folle. Vedi, adesso ci sono praticamente i poliziotti che cercano di non chiudere solo. il varco e si mettono, ricordiamo, sono 8 poliziotti che sono finiti 8. in ospedale, c'è un vicequestore che ha accusato anche un malore, un problema cardiaco a seguito proprio dello stress evidentemente subito. E tu pensi che una situazione del genere passerà inosservata o passa in cavalleria? C'erano ieri le telecamere della televisione nazionale, ieri c'erano le telecamere del network più importante calcistico italiano, al di là dell'aspetto che c'erano comunque 5.000-6.000 spettatori presenti allo stadio, ed è tutto un insieme di cose che condurrà inevitabilmente il Catania a dover pagare, dico Catania città, Catania tifoseria vera, per responsabilità oggettiva, comunque una responsabilità veramente aggravata dal fatto che non sono stati bloccati da niente, cioè non li ha frenati neppure la circostanza di essere facilmente ciascuno di loro individuabili. Io 35 anni che facciamo questo lavoro qua, un po' tutti quanti, e ne abbiamo viste tantissime. Molte di queste... Vorrei capire, chiedo semplicemente di avere indicazioni sul collegamento eccolo qui, qua. Lo vediamo il collegamento con l'assessore Parisi. Buonasera assessore, intanto grazie di aver accettato il nostro invito. Lei parla a nome dell'amministrazione, anche al nome del sindaco che sappiamo essere all'estero, e quindi anche se nonostante insomma il fatto che sia fuori stamattina non ha fatto molto distante, si può essere all'estero ed essere pronto a telefonare al sindaco di Padova Sergio Giordani per condividere la condanna di quanto accaduto ieri allo stadio. Poi c'è stata anche una nota sua a nome del comune, insomma, i nostri telespettatori ci scrivono, chiedono: ma è possibile che il comune di Catania si possa costituire parte civile assieme alla Catania FC in un caso di processo? Sul Catania FC non può rispondere ovviamente l'assessore, ma sul comune di Catania certamente sì. Sì, buonasera a tutti, grazie a voi per l'invito. È ovvio che siamo tutti arrabbiati dopo quello che è accaduto, l'ennesima brutta figura che non meritavamo, perché non lo meritiamo, non lo merita la città, non lo meritano i tifosi, soprattutto quei tifosi che sono andati a Padova, sobbarcarsi tanti chilometri per vedere l'andata della prima finale della storia del Catania. Quindi siamo davvero arrabbiati ed è un peccato, perché poi il Catania, al di là dei risultati altalenanti, oggi di fatto si trova terzo in classifica per quanto riguarda poi la posizione nei playoff, a 6 punti dalla 16ª. C'è una situazione effettivamente un po' anomala, però siamo ancora della partita, e siamo ancora della partita soprattutto anche grazie a quel gol che abbiamo segnato nel secondo tempo, e ripeto, non meritavamo, diciamo, questa brutta figura. Poi dopo 24 ore ovviamente vanno fatte anche delle analisi su quello che è accaduto ieri a Padova. Mi permetto anche di sottolineare, ovviamente non giustifichiamo nessuno, perché quello è stato un momento di ordinaria follia dei nostri tifosi, che hanno approfittato di una leggerezza, di un buco, diciamolo chiaramente, sull'organizzazione del Padova. A mio avviso c'erano davvero pochi steward, mentre a Catania la società francamente ne garantisce più di 100, e quindi dobbiamo anche dare onore e merito al Catania. E quindi c'è stato un buco, tanto evidenziato anche dal questore. Ho ascoltato le parole del questore di Padova, che è evidente
che ha dato, diciamo, la colpa naturalmente che ai facinorosi del Catania, ma naturalmente anche a chi ha lasciato quel parco aperto in maniera ovviamente super colpevole. Quindi diciamo che dopo 24 ore dobbiamo iniziare anche a fare alcune analisi, però quello che hanno combinato, diciamo, non i nostri tifosi, ma quella trentina di personaggi che ha combinato quel manicomio, veramente assurdo, ecco. Ma il comune si costituirà parte civile? Buonasera Assessore. Alessandro, buonasera. Buonasera. Beh, questo ovviamente è una domanda che poi passerò al sindaco, ovviamente, e quindi faremo poi un ragionamento. Questo vedremo domani anche un po' cosa succederà con le decisioni, però ecco, ragionerò con lui e poi chiaramente ne daremo notizie qui in questo senso. Buonasera Assessore, sono Angelo Patanè. Sergio, buonasera. allora, tu sei molto vicino alla società e so quanto lavoro hai speso per mantenere serrati i rapporti con la Presidenza, con Grella, tuo lavoro quotidiano e incessante. Senti reale la possibilità che questa società si possa disinteressare del Catania anche alla luce di quello che è accaduto nelle ultime ore? Cioè, pensi che davvero possano ritenere che ci siano città in Italia con le stesse potenzialità di Catania, ma sicuramente molto più appetibili, dove poter investire decine di milioni di euro? Te la faccio una domanda col cuore, perché so la tua vicinanza alla presidenza del Catania e la tua vicinanza a Grella. No, lo escludo, e soprattutto escludo che diciamo, la dirigente si possa avvicinare ad altre piazze in Italia, perché piazze più importanti di Catania in realtà non ce ne sono, al di là poi dei grandi nomi, Milano, Torino, Roma, ma al di là di queste città, secondo me una piazza così appetibile non esiste sul territorio nazionale. Ma Sergio, diventi appetibile se riesci a creare anche quelle infrastrutture comportamentali che evidentemente questa città non ha recepito. Probabilmente qualcuno oggi in aereo mi diceva: noi ci meritavamo i presidenti che sono venuti, che hanno promesso di acquistare e che non hanno mai acquistato, il fallimento di dirigenti che non avevano fondi e risorse. Forse in realtà, non dico tutti, ma probabilmente qualcuno potrà pensare che ci sono anche infrastrutture comportamentali che con minor spesa ti danno altrettanti profitti. No, io ripeto, lo escludo. È chiaro che dopo quello che è accaduto, ma anche dopo quello che è accaduto dopo la partita col Pescara, la partita a porte chiuse con il Sorrento, seppure ovviamente sono episodi diversi, siamo stati sanzionati dico anche giustamente, dalla questura per quello che è accaduto fuori dallo stadio, perché voglio ricordarlo che a Catania manca un'invasione di campo forse dai tempi del gol di Caldarutti, se non vado errato, no? In Catania-Milan. Ripeto, Catania è una città appetibile, ma anche analizziamo dei numeri. Il Rimini ha incassato nella partita con il Catania quanto ha incassato in tutto il campionato, perché voglio ricordare che la semifinale in realtà a Rimini è toccato il 50% degli incassi, così come al Padova è toccato il 40% degli incassi della partita in casa, e metà di quelli erano di tifosi catanesi, e il 20% in realtà poi va alla Lega. Tanto questo forse è l'unica speranza per la quale la Lega può essere un po' clemente nei nostri confronti, è un po' una battuta. Però ecco, voglio dire che il Catania è stata la mano dal cielo per tutte le squadre di Serie C. Politicamente, Sergio, sì, riuscite a dare una speranza che la finale di Coppa Italia si possa giocare col pubblico a Catania? Te lo chiedo perché poi l'attualità ci impone queste domande. Ma gli appelli li abbiamo fatti sia io che il sindaco. Io ho sentito tra l'altro anche Grella oggi,
Possiamo far valere i nostri numeri, possiamo far valere anche i diritti di un'intera città, al di là dei 30 che sono entrati in campo e hanno combinato quello che hanno combinato. Quindi è chiaro che noi tenteremo l'impossibile, perché ce lo siamo conquistati, questa finale ce la siamo conquistata, se l'è conquistata il Catania, se l'è conquistata la città, se lo sono conquistati quei tifosi che hanno sempre sperato, ecco, nella rinascita del Catania. Angelo, come dicevi tu, 2 anni fa non esistevamo più, Esatto. Eravamo in una situazione incredibile, cioè eravamo falliti, il calcio era scomparso dalla città, e si era anche detto che nessun imprenditore si sarebbe avvicinato alla nostra città. Ben 5 gruppi hanno presentato istanza per quanto riguarda il bando per rientrare in Serie D, ci siamo conquistati poi la Serie C, abbiamo una società nuova che naturalmente ha fatto degli errori, però le attenuanti ci sono tutte, perché si sono avvicinate a una città importante, una città che è esigente, e quindi secondo me dobbiamo anche contemplare gli errori che sono stati fatti, e come ho detto prima, e lo dobbiamo anche ricordare, siamo in finale. In una finale abbiamo perso 2-1, quindi con un gol di scarto, una finale che il Catania non aveva mai disputato. È vero che il Catania non gioca bene. Anch'io durante il primo tempo ieri ho inveito contro la squadra. Si sono un po' riscattati nel secondo tempo, però noi siamo lì, ecco, siamo pronti a giocarci un eventuale accesso ai playoff. Ricordiamoci anche delle partite stratosferiche che abbiamo fatto con il Rimini, la partita con la Juve Stabia, abbiamo vinto 4-0 a Benevento, 4-0 a Caserta. Abbiamo avuto anche dei risultati importanti che secondo me potrebbero anche farci pensare a un eventuale miracolo in prospettiva futura, però dobbiamo eliminare quello che è accaduto ieri dalla nostra testa, e soprattutto dalla testa di 30 personaggi, quindi non chiamiamoli tifosi, che stanno infangando una città. Poi ribadisco, ma lo facciamo dopo 24 ore, lo faremo anche domani, dopodomani, ma dobbiamo anche fare un ragionamento sul perché il Catania, la città di Catania, e devo dire le forze dell'ordine a Catania riescono a garantire un servizio, un controllo diciamo dispendioso, perché so che il Catania spende circa 18-20 mila euro a partita per garantire il servizio all'interno dello stadio, perché ricordiamo sempre che da 10 anni l'ordine pubblico all'interno dello stadio lo deve garantire la società con i propri steward, quindi non con le forze dell'ordine, che ovviamente entrano, come è accaduto a Padova, e devo dire che le forze dell'ordine comunque sono state abbastanza celeri, no? Nel riportare l'ordine allo stadio, ma ecco, il Catania e il Catania cercano sempre di garantire un'organizzazione impeccabile. In altre parti d'Italia non accade. Ripeto, a Padova secondo me c'è stato un buco clamoroso, purtroppo, come dicevo prima, in un momento di ordinaria follia ne hanno approfittato questi 4 facinorosi, non doveva accadere né l'uno né l'altro. Quindi ecco, ricordiamo anche come si sta comportando il resto della città, cioè la parte sana, l'organizzazione del Catania, le nostre forze dell'ordine, rispetto anche a quello che accade in giro per l'Italia. Lo voglio anche ricordare, se mi consentite, ultimi 10 secondi. Ecco, noi abbiamo garantito l'inizio del campionato non solo ai nostri tifosi e alla città, ma al campionato intero di Serie C. Noi dovevamo consegnare allo stadio il 28 febbraio 2024, l'abbiamo consegnato l'1 settembre del 2023 in tempo per la partita con il Crotone. Abbiamo fatto un gioco di squadra incredibile, noi, il Catania, le forze dell'ordine, tutti, e poi magari andiamo a giocare in stadi dove per un motivo o per un altro vengono rinviate le partite, qualche settimana prima prende fuoco lo stadio, c'è davvero una situazione incredibile. Quindi diciamolo anche in maniera forte ad alta voce che noi stiamo garantendo tanti requisiti e stiamo garantendo anche sicurezza, uno stadio che abbiamo sistemato. Diciamo, altre parti d'Italia questo non lo fanno, però ovviamente non dobbiamo fare l'impossibile per arginare
l'azione di questi pseudo tifosi lo dobbiamo fare in maniera forte. Io oggi proprio in quel comunicato ho detto che ovviamente devono essere colpiti e sanzionati in maniera forte tutti coloro che hanno combinato quello che hanno fatto ieri, e spero che questo accada per la serenità del Catania. Torna alla domanda di Angelo, ma soprattutto per coccolare questa società che, al di là degli errori di impostazione che ha fatto, continua a credere. Io onestamente ho sentito oggi Grella e l'ho trovato motivato rispetto a quello che è accaduto, e questo francamente mi fa ben sperare per quella che è la domanda che ha fatto Franzi Angelo. Il rischio concreto è che, diciamolo chiaramente, che la partita di Coppa Italia si giochi quantomeno a porte chiuse, perché ne parleremo poi nel corso di questa trasmissione. Le sanzioni in questi casi prevedono quantomeno, al minimo, 2 giornate di squalifica del campo, 2 giornate consecutive, e probabilmente la seconda giornata consecutiva, se fossero 2, ma riteniamo che 2 sia un'idea così soltanto legata ottimistica al minimo edittale, coinciderà ovviamente con la finale di Coppa Italia, e questo ovviamente racconta... Potrebbero chiudere solo le curve però anche, Beh, bisognerà vedere, perché insomma, questo tipo di scelta si fa in conseguenza di episodi avvenuti proprio all'interno dello stadio e nello stadio di casa, e con le curve protagoniste. Vedremo che cosa farà, domani deciderà il giudice sportivo. Grazie all'assessore Parisi per essere stato con noi. Buonasera. Buonasera, assessore. Buonasera. Grazie. Allora, adesso... Possiamo andare sulla questione tecnica della giustizia sportiva o ci torniamo? Allora facciamo così, chiudiamo questo discorso e poi l'ultima mezz'ora di trasmissione... Come fai a chiuderlo? No, nel senso, chiudiamo questo discorso in studio noi e poi vedremo le immagini della partita, sentiremo... Ci alleggeriamo un po'. Ecco, sentiremo le pagelle, le contropagelle, la rassegna stampa che oggi è un po' più ristretta. Alessandro, andiamo a ipotizzare. Sinteticamente. Allora, domani è attesa la decisione del giudice sportivo. Su cosa giudica il giudice sportivo? Sul referto arbitrale, sul rapporto della Procura federale e su fotografie o video disponibili riguardo gli episodi che dovrà giudicare. Si applicano le disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, nel caso specifico sono gli articoli 6, 8 e 26 di questo codice, dove ovviamente sono normate le ipotesi e disciplinate le sanzioni previste ovviamente in misura graduale, dalla più blanda alla più afflittiva. Importante rilevare che quest'anno il Catania ha già avuto una sanzione, una disputa della partita a porte chiuse col Pescara, che però è arrivato per ordine della prefettura, non del giudice sportivo, ricordiamo, quindi da questo punto di vista il giudice sportivo terrà conto di questo precedente, ma non è un precedente inflitto dalla giustizia sportiva medesima. Però questo precedente pesa nella valutazione che farà il giudice sportivo e orienta il pendolo della decisione verso l'ipotesi che diceva Angelo, cioè a partire da 2 giornate a salire, quasi certamente a porte chiuse. Precedenti di questa stagione, c'è un precedente specifico che si può assimilare, anche se in misura meno grave per quello che è accaduto a Padova Catania, riguarda la partita Casertana-Foggia, sì, dove sono successe le cose abbastanza simili. Cosa ha inflitto il giudice sportivo a queste 2 società? Ha inflitto una partita a porte chiuse per entrambi i club, come è successo per i tifosi del Cerignola, che hanno scontato un turno di chiusura della loro curva a seguito di fatti avvenuti durante Monopoli Cerignola. In queste 2 ipotesi quello che è importante è che il giudice sportivo ha sempre disposto che la sanzione fosse eseguita dalla seconda gara di campionato successiva alla pubblicazione del comunicato del giudice sportivo, per dare tempo alla società sanzionata di ricorrere, ma comunque di predisporre le necessarie misure organizzative. Quindi se così fosse, e voglio dire sono comunicati di quest'anno, anche in relazione al Catania, nel caso di una sanzione così come l'abbiamo immaginata, andrebbe a essere applicata dalla seconda gara casalinga successiva, quindi Catania-Padova, rispetto alla pubblicazione del comunicato del giudice sportivo. Torniamo lì. Ok,
Quindi ricordiamo quali sono i prossimi impegni in casa del Catania tra campionato e Coppa: Giugliano, Padova, Messina. Quindi se il giudice sportivo applicherà questo stesso criterio, le sanzioni andranno a essere scontate a partire da Catania-Padova. Poi in che modalità, ecco quello che accennava prima l'assessore Parisi, debba essere eseguita questa sanzione, ci possono essere varie forme. Si può disporre la chiusura soltanto dei settori da cui sono provenuti questi fatti violenti che hanno generato poi la sanzione, come si potrebbe disporre di farla in campo neutro ma con i tifosi, perché la sanzione a quel punto sarebbe avere la partita non più a Catania ma in un altro stadio, ma con i propri tifosi, o magari riservarla ai soli abbonati. Parlo solo della partita di Coppa Italia, Angelo, certo, perché ci sono degli interessi importanti anche a livello di immagine della stessa Lega Calcio, Alessandro, perché su questa partita questa la Lega trovo una soluzione ancora rischiosa, la stiamo valutando. Però okay, pensare che partano da Catania 10.000 persone, 15.000 persone, esponi ancora una volta. Puoi trovare la soluzione per mitigare gli effetti. Sì, vabbè, esatto. Dico, le stiamo valutando perché c'è Catania-Padova. Se non ci fosse stati in mezzo la finale di ritorno della Coppa Italia Serie C, non ci sarebbero stati se e ma, sarebbero state dalle 2 alle 4 giornate in campionato, proprio pacificamente. Ultima cosa, sì, il giudice sportivo della Lega Pro è Stefano Palazzi, colui che giudicò l'ex procuratore federale. i treni del gol, sappiamo con quali decisioni. Quindi, ok, punto. Adesso ci fermiamo. Diciamo che ci rilassiamo un poco in studio e poi subito dopo vedremo un po' per quello che può essere di calcio giocato con la partita di ieri e faremo anche la rassegna stampa con i cugini. A dopo. Abbiamo rivisto la partita, fra poco magari ci torniamo, però vorrei andare dai cugini che stasera non abbiamo sentito e neanche coinvolto. Vado da loro per la rassegna stampa con i due quotidiani che avete oggi diciamo, preparato per noi. È difficile, complicato, lo so. Diciamo, andiamo a vedere però le prime per pagine. noi che poi di gioia, voglio dire, solitamente cerchiamo di ridere. Oggi c'è poco da ridere, tristezza. e soprattutto anche noi siamo d'accordo che per pochi, purtroppo molti che veramente hanno nel cuore il Catania, Per colpa di 30-40 ne va di non mezzo potranno l'intera città. godere, diciamo, la magia della finale di un evento, quindi la possibilità di alzare la coppa o meno, comunque Proviamo a tutto sorridere, diciamo. dai. Tra l'altro era pure, cioè vedevamo l'immagine del papà, era la festa del papà. Era la festa del papà, Quindi proprio tra appizzato l'altro, da sotto tutti i sicuramente punti di non avranno dato dei begli esempi questi papà, ecco, questo diciamo. Abbiamo deciso di fare due giornali, uno che riguarda il calcio sportivo, giocato, calcio giocato e uno un po' meno.
Cominciamo col chianchiere dello sport. Iniziamo con quello giocato, che intitola "L'andata è andata come è andata, a ritorno ritorneremo a vincere il ritorno". Vediamo. I rossazzurri perdono la finale di andata regalando cavallerescamente il primo tempo. Bravi. Ci sta. Zeoli analizza la gara coi veneti. Bravi a rimanere in partita ed accorciare le distanze. La partita non è ancora chiusa. Per ribaltarla ho in mente di cambiare schema. Adotterò il 4-3-3 anziché il 4-1-3. Quello che è schierato all'inizio. L'allenatore del Padova Torrente. Siamo stati bravi a capitalizzare al meglio la doppia superiorità numerica iniziale. Poi ingenui nel finale, eravamo sicuri che con una minima difesa non avrebbero mai tirato in porta. Non avevamo considerato il calcio d'angolo. Il calcio d'angolo non c'era. Grella si ambienta sempre di più. Sì. Durante l'intervallo il vicepresidente è stato intervistato da Rai Sport, dimostrando di essersi immerso appieno nella realtà in cui lavora. In un momento in cui sta studiando gli usi e i costumi storici locali, ha voluto evidenziare la sua conoscenza della mentalità vintage degli anni 40, stigmatizzando così gli scontri sugli spalti. Niente visti, niente saccio e niente voglio sapere. Più o meno quella è la dichiarazione. Evidenziando una profonda presa di posizione contro comportamenti violenti durante gli eventi sportivi. Giudice sportivo, 2 brutte notizie. Per la finale di ritorno, grazie alle immagini del VAR, è stato squalificato Welbeck. Curato invece non era in diffida e potrà essere regolarmente schierato in campo. Questa è la Due brutte notizie. Rai Sport e Rai 3. Oltre alle telecamere di Rai Sport a Padova si è unito lo staff del programma Chi l'ha visto. La prossima puntata sarà incentrata infatti su Teio, ormai scomparso da tempo nelle distinte ufficiali. Che fine ha fatto Teglio? E questo i tecnici. Infortunato. Ah, infortunato, ok. L'altra testata invece È nuova, diciamo nuova. No, cioè nuova ma vecchia, è Per una noi sì. testata più politica, parla di La altro, politica per gli ammuccalaponi. Esatto, che si intitola Il Mangiatario. Il mangiatario. Una coppa da vincere e delle coppe da evitare. Scontri a Padova, la mano delle istituzioni può essere ferro, ma può essere piuma. Scusate, oggi proprio regionale. Pronti tutta una serie di provvedimenti mirati a mantenere la situazione così com'è. Sulla foto, gli scontri. Vabbè. Padova, servizio d'ordine preso alla sprovvista. Le autorità non si aspettavano la presenza di tifosi del Palermo a Padova, nonostante il gemellaggio con la locale squadra, cosa che invece a Catania sapevano anche i piccirilli di 6 anni. Esatto, tutti lo sapevano, tranne la sorte. Le dure parole del ministro della sicurezza: non si fa. Non si fa. Duri, sempre duri. Probabile ritorno a porte chiuse. Il giudice sportivo pronto ad infliggere la pena della partita di ritorno a porte chiuse. Il monito è chiaro: colpirne 20.000 per educarne 0. Perché così sarà. Il prefetto di Padova sugli episodi. A me chi mi sta contando? Freschissimo. Con questo accento soprattutto. Esatto. Secondo me sì. Puramente veneto. Chiaro, Veneto. Stadio chiuso. Chiudere lo stadio è una misura giusta che evita la recidività. Ha sempre funzionato anche le altre 500 volte che l'abbiamo fatto. Sempre. Quindi è una misura da tenere in Sì, considerazione. lo fanno sempre e sempre. La porta aperta. Parola all'esperto Turi Dell'Olio. Le cose sono 2. O qualcuno ha aperto la porta apposta, oppure era talmente debole da aprirsi con un ammuttuni. La soluzione era fin troppo chiara, una bella saracinesca ben oliata. Sì. La soluzione c'è. C'è. È stato sperimentato un nuovo sapone con particolare emoliente che aiuta nel prendere le decisioni e contemporaneamente a lavarsi le mani. Se ne laveranno le mani, come sempre. Il rimedio per la geste civile. Per la gente civile. Geste scritto. Vabbè, è uguale. Il ministro della salute ha dato il via libera ad un farmaco antidepressivo per gli sportivi e per la gente civile che non potrà assistere agli incontri della propria squadra, una bella supposta di tafferluopirina. Benissimo, grazie ragazzi. Allora io direi... Non voglio stemperare, però mi aspettavo un titolo anche del vecchio direttore, ma come possono aggiunnare tutte quelle bombe nella curva dei tifosi del Catania? Come sono arrivate? Come sono arrivate, come sono entrate, c'è stato un prefiltraggio. Questo non esime niente e nessuno, non esime le responsabilità di nessuno, dei partecipanti ai fatti che sono accaduti, però fa senso aver avuto la percezione che dai primi minuti, ancora da cominciare la partita, e già esplodevano le bombe, già volavano i primi fumogeni, e quando ti accorgi che non è soltanto uno o due che può sfuggire probabilmente al controllo anche più attento,
ma sono decine e decine, probabilmente qualche domanda te la devi anche porre. Allora, adesso vorrei dare un'occhiata alle pagelle, Alessandro, perché altrimenti non riusciamo ad arrivare diciamo, ad un punto fermo. Vado da Naomi per le pagelle. Partiamo dal migliore? Sì, partiamo dal migliore. Come consuetudine ormai da agosto partiamo dal migliore, che ieri è stato lui, Diego Peralta, con voto 6,5. Vaglia Cindy scrive: esce dalla naftalina per dimostrare che basta saper dare del tu al pallone per meritare una maglia da titolare. Mezzala con licenza di rifinire, ma soprattutto la dinamo di un centrocampo che di fosforo dimostra di averne poco. Da palla inattiva si mostra temibile ed incisivo. L'assist vincente per Monaco ed un piazzato laterale sui titoli di coda salvato per un ciuffo di capelli. Andando al campetto, a Mister Zeoli viene attribuito un 6, stesso voto per Furlan, 5,5 a Rapisarda, 4,5 a Curado, 6,5 a Monaco, 5,5 per Quaini e Castellini, a Sturaro voto 4,5, Peralta 6,5, 4 per Doi, 6 per Welbeck, 6 anche per Zammarini, 6 per Chiricò, 6,5 per Chiarella, 5 a Di Carmine, 5,5 a Costantino, 5,5 anche a Cicerelli. Allora, queste pagelle, Angelo, un tuo breve giudizio. Non posso chiedere ad Alessandro, è stato lui a dare. Le pagelle sono generose con alcuni e probabilmente metterei un mezzo punto in più soltanto a Michele Zeoli, perché il ragionamento di Zeoli in realtà è il ragionamento che qualunque tecnico avrebbe fatto nell'immaginare la formazione in campo, e le risposte che Zeoli invece ti dà alla fine della partita sono quelle di un tradimento caratteriale, di un tradimento. Non le ha mandate a dire Andoi, Angelo. Assolutamente. Non le ha mandate a dire, ha detto che in un momento al decimo, insomma, del primo tempo, quando devi essere nel pieno dell'attenzione, della concentrazione, non si può fare un errore di superficialità, ma ne aveva fatto già qualcuno prima. In quel ruolo probabilmente lui non ha il vestito e non ha l'abito giusto per giocare lì davanti alla difesa, dove è un ruolo di grandissima responsabilità, e Krisetig ha dimostrato come si fa il play davanti alla difesa, con sostanza, ma così come ha fatto anche Welbeck in tantissime partite. Giustamente la turnazione a centrocampo, la coperta è corta, mancava Teio tra l'altro, e quindi doveva far rifiatare Welbeck. L'unico giocatore magari dal punto di vista tecnico in grado di poter palleggiare bene era Ndoi, ha puntato forte su di lui, ma sicuramente è stato tradito 4 giorni fa Ndoi con noi, Carlo, insieme ad Alessandro, e Alessandro aveva fatto un'analisi perfetta anche sui nuovi acquisti del mese di gennaio di questo Catania, e questa è una ulteriore riprova di come ovviamente alcuni acquisti siano stati così caratterizzati probabilmente dalla frettolosità o forse dal riempire caselle, oltretutto tutti con contratti biennali, 2 anni e mezzo, che hanno permesso ad alcuni giocatori, piuttosto che, perché vedi, puoi mettere per me anche un difensore a fare l'attaccante se ha voglia di mettersi a disposizione della squadra, quindi il ragionamento che hai fatto per noi si calza sotto un profilo tecnico, ma vedi il giocatore che comunque si danna in un ruolo che non è suo, no? Ieri hai visto un giocatore totalmente disinteressato dalla partita. Sturaro poteva essere davvero l'asticella verso l'alto di questa squadra, il peso specifico che portava sostanza. Però l'atteggiamento è quello giusto di Sturaro, l'atteggiamento in questo momento la gamba non gira, è normale che ha bisogno di mettere minutaggio. Io credo che nella parte finale, nei playoff, Sturaro sarà un valore in più per il Catania. E qui c'è il mezzo punto in meno a Zeoli, 6 e non 6,5, perché lui ha fatto un discorso sulla gestione dei diffidati, che erano 10, ma Sturaro era diffidato, quindi averlo fatto giocare pur non nelle condizioni ideali che abbiamo visto ieri, preferendolo a Peralta che invece era nettamente più brillante di lui, quello secondo me è un errore di valutazione della formazione iniziale. Quindi per me 6 e non 6,5. Allora adesso vorrei sentire subito le contropagelle, così vediamo un attimo
se ci sono dei punti di contatto oppure no tra il giudizio di Alessandro e quello dei cugini. Vado dai cugini di nuovo per le contropagelle, dopo facciamo Sì, pubblicità. ci sono dei punti di contatto forse con Angelo Patanè perché i nostri voti sono poco inferiori, poco. Ma vediamo, intanto vediamo, no? Possiamo vedere? Certo. Gioia della sagità. Furlan 5 e mezzo, sfortunato nel primo gol. Cicerelli, 5. E che avevi scappetto conciario? Chi cose? Pare che tu quando falò suona la chitarra e tutti chi d'attaglio si abbozzano il cuore. L'unico a suonare caccio. Di cammine, 5. Rientra dopo una paralisi mani e era meglio che se stava a casa. Seoli, 5 e mezzo. Su di qua a fine campionato giocavamo con i cristiani sin dall'inizio, capace. Campoco, non recuperiamo. Forza Michele! Allora, adesso leggermente inferiori. Ci sono messaggi? Non abbiamo messaggi, non abbiamo domande, solo indignazione e rabbia, quindi niente. Grazie, facciamo la pubblicità e dopo ci ritroviamo. Torniamo insieme adesso. Angelo Patanè, ieri ci hai regalato delle immagini di altro genere, anche delle immagini di altro genere. E questo ci aumenta il nostro coefficiente di amarezza, perché ieri avevamo voluto vedere da vicino questa coppa. Per noi a Catania, vedi, è una cosa che non abbiamo mai visto ed era bello portarla a casa delle persone, prima che la portassero gli altri. Con Angelo Pandolfo abbiamo preferito evitare di andare in albergo dopo il lungo viaggio, siamo andati direttamente allo stadio dove c'erano le prove, diciamo, generali di quello che doveva essere il protocollo da seguire quel giorno, e c'era la conversazione con i rappresentanti della Lega, e questa era la Coppa Italia, una Coppa Italia che a Catania non è mai arrivata, che non abbiamo mai visto da vicino e che per noi era un'emozione, perché ancora lì, vedete, lì in basso non c'è ancora scritto il nome di chi vincerà questa Coppa Italia. Per il Padova sì, è un'esperienza che invece hanno vissuto già 2 volte, 2 anni fa, l'ha vinta proprio Chiricò, tra l'altro, e per noi l'hai alzata? Esatto. Come? L'hai alzata? L'ho toccata, l'ho accarezzata, fare l'ho accarezzata, una simulazione di premiazione. Per scaramanzia non l'ho fatto, ma io ne ho alzata una nei dilettanti, è una grande a Jar, è una grande emozione, ed è una grande emozione, perché vedi, vincere una competizione è sempre un fiore all'occhiello. Poi mi direte che ovviamente rimane nel tuo curriculum, non è la Champions League, non è la Coppa Italia maggiore, ma che importa? Noi siamo qua in questa realtà, qui dobbiamo confrontarci, e non poterla far vivere a 20.000, 25.000 persone che avevano lo stesso mio desiderio di andarla a vedere è davvero un moto popolare che vorrei che Catania facesse sentire, perché magari parliamo noi, sembriamo dettati da argomenti retorici o di circostanza, ma quando invece arriva dal basso l'incazzatura, quando la rabbia, la reazione arriva dal basso e non arriva dall'alto, probabilmente ha un tono più efficace. E tra le novità che ieri abbiamo vissuto c'è stata anche un'incursione, Angelo, nella sala parchi, una delle zone più segrete, le stanze più segrete che si possono avere. Ieri al VAR c'erano 2 arbitri di prima fascia, dismessi dal ruolo
di arbitri. Paterna, sì, di Teramo. Di Paterna, fino a 2 anni fa, questo, insomma, arbitro che ha fatto anche qualcosa di internazionale, e questa è la sala VAR. Da questa saletta, che poi altro non è se non un'enorme regia mobile all'interno di un furgone, perché tutti pensiamo la sala VAR cos'è? È una regia mobile con un furgone con quel tipo di impiantistica. Ma probabilmente a Padova. Sì, credo che chiaro, nei 6 di Serie A la sala VAR sia attrezzata in maniera strutturata degli impianti. Ma ovviamente... E così sarà a Catania, perché venerdì ci sarà e quindi si farà all'interno dello stadio. Sì. All'interno dello stadio, ma intanto il sistema di monitoraggio è questo, e avendolo visto prima, pensare che 10, 20, 30, 50, 100 persone abbiano la sfrontataggine di sfidare le telecamere, il VAR, tra il primo e il secondo tempo, quindi con tutte le camere ovviamente impegnate a seguire quello che stava accadendo. Il referto dell'arbitro non si è accorto nulla, perché erano tutti negli spogliatori. C'è il rapporto della Procura federale. È chiaro, ma a fronte di una situazione del genere, volendo purtroppo ritornare alla vicenda più importante, peseranno tantissimo invece le immagini e gli scontri tra queste persone e le forze di polizia, peseranno tantissimo gli 8 feriti che sono stati poi riportati dalle forze di polizia, e quindi non immaginiamo che con noi avranno una mano particolarmente morbida, perché la storia purtroppo racconta la recidiva specifica di alcuni gruppi che mal rappresentano i colori del Catania, tutto perché per andare a prendere uno striscione che, ricordiamolo, nella subcultura di chi si chiama o si definisce ultra, è, diciamo, il peggiore affronto che puoi fare, tra l'altro in casa degli avversari. Andare a prendere uno striscione comporta la cancellazione del club. Se ti prendono uno striscione e lo striscione è del club, che ne so, Primo Sole, il club Primo Sole, per congettura ultra, deve sciogliersi, perché non sei riuscito a mantenere Angelo. il tuo vestito. Dico questo, Angelo, sì. Se dobbiamo spiegare alla gente che è a casa perché in maniera folle si commettono poi situazioni ma che ne vale la pena? La domanda è: ne vale la pena? Ma non è semplicemente il gesto di andare a prendere, ma ne vale la pena per tutte quelle che sono le conseguenze? Mi sono spiegato. Le conseguenze per una città, per una società. Il mio non è un giudizio, Angelo, è soltanto spiegare a chi non ha vissuto l'idea concettuale di chi ha praticato gli ambienti ultra, che cosa significa quel gesto. Cioè, il momento di maggiore... Angelo, però capisco tutto, ma abbiamo 3 minuti, in 3 minuti dobbiamo affrontare anche l'ultimo tema della serata. Che tra l'altro è importante. Che è importante. Perché Forse torniamo è più alla dura importante. realtà che ci dice che la Turris ha 6 punti in meno del Catania, e domenica riceve il Catania allo Stadio Liguori. Quindi ogni tipo di considerazione, la Turris quintultima in classifica, quindi ogni tipo di considerazione è proprio nei fatti. Possiamo vedere insieme a Naomi, oltre a vedere la classifica, nel frattempo lo arriverà stato la di decisione certo, ovviamente della Procura federale. Vediamo lo stato di forma della Turris. Lo stato di forma della Turris ci dice che nelle ultime 4 partite, insomma il rendimento interno più recente, ha vinto e pareggiato, perché Turris Foggia 2-0, Turris Potenza 1-0, Turris Taranto 1-1, Turris Casertana 1-0. Tra l'altro contro squadre, scusami Naomi, di un certo livello. In casa ha giocato 16 partite con 6 vittorie, 4 pareggi, 6 sconfitte, 21 gol effettuati, 23 i gol subiti. I migliori marcatori risultano Dauria con 6 gol, Maniero con 5 gol, Nocerino con 5 gol, con Menechini in panchina 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Quindi al di là del dato relativo all'avvento di Menechini in panchina che ha sostituito Caneo, molto importante la valutazione del rendimento più recente in casa della Turris. Già è un campo difficile di suo, e evidentemente Menechini ha trovato la quadratura. Carlo. Sicuramente il cambio d'allenatore ha dato i risultati sperati dopo le prime giornate che magari Menechini, scusa, che aveva salvato il Monterosi l'anno scorso. Dopo le prime giornate di assestamento, un allenatore più pragmatico rispetto a Caneo, un po' più spregiudicato, giocava un calcio più offensivo,
da spettacolo ma non produttivo, invece Menichini sicuramente bada più al sodo. Nelle ultime giornate la Turris si sta rilevando una delle squadre più in forma. Carlo, spiegalo, perché poi tu ci hai giocato in questi campi, Sì. sai perfettamente Torre del che Greco ha fatto una partita fantastica con la Ciriale, in 9 contro 11 abbiamo strappato un punto con Busetta allenatore veramente prodigioso. È un campo difficile, di gente abituata a Ma lo vendere doveva spiegare a Carlo però. Beh, hai ragione, scusa. Se l'è dimenticato. Voi ci avete giocato tanto nel canale, ci ha giocato tantissime volte, voi avete visto tantissime volte, insomma, Torre del Greco, un ambiente caldo, un ambiente dove negli spogliatoi a volte facevano trovare situazioni un po' particolari, però insomma, squadra come il Catania non può subire sicuramente l'ambiente, deve andare lì e dettare insomma la propria personalità e riuscire a fare il risultato. Campo, sì, altro che noi abbiamo trovato situazioni veramente particolari e pesanti. Stavo quasi per chiudere. Alessandro da casa tornano a chiedere chiarimenti, ma in 30 secondi, i termini di regolamento, cosa si deve fare, cosa deve fare il Catania per evitare il play out, oltre che chiaramente evitare il quintultimo posto. Allora, deve avere, qualora arrivasse quintultimo, deve riuscire ad avere più di 8 punti di vantaggio sulla squadra penultima in classifica. In questo momento penultime sono Monterosi e Virtus Francavilla. Se Gaetano Marano ci può riproporre al volo la classifica attuale della Serie C, possiamo tradurre appunto in numeri il ragionamento. Ipotizziamo che il Catania fosse quintultimo con 39 punti, avrebbe in questo momento un più 12 sul penultimo posto e quindi in quel caso i play-out non verrebbero disputati, cosa che è già successa l'anno scorso. Adesso un paio di messaggi soltanto da Naomi, così andiamo a chiudere la puntata di oggi. Anche perché hanno spento la scintilla della liscia catanese questi fatti. Comunque scrivono: il Catania non si tifa, il Catania si ama, e questi signori non amano il Catania, vanno allo stadio solo per fare danni. Buonasera, questi 20 e più facinorosi non tifano il Catania, ci hanno tolto un sogno, quello di vedere la partita di ritorno negli spalti dello stadio Massimino e forse qualche partita di campionato. Spero che la società e il comune di Catania si costituiscano parte civile verso questi soggetti per l'immagine della città. Mi sono vergognato di essere catanese, sono nauseato, dal prossimo anno non rinnovero l'abbonamento. Balordi, semplicemente delinquenti. E poi voglio chiudere con un messaggio che ci ricorda invece qual è di solito il clima di Corner. Ho paura che l'anno prossimo Nifano Iucari o San Filippo Neri, altro che Serie B. E con questa nota di liscia mi fermerei qui oggi. Grazie a Naomi. Allora ci fermiamo qui, grazie anche ai cugini. Buonasera ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao. Buonasera, grazie a Carlo Breve. Grazie Angelo, buonasera a tutti. Alessandro Vagliasindi. Alla prossima. Angelo Patanè. Noi ci vediamo domenica. A che ora ci vediamo domenica? 20:45. No, è alle 14. Hai sbagliato tutto. Tu puoi venire alle 20:45. La partita comincia alle 14, finita da 6 ore. diretta stadio comincia alle 13:30, non ce la faccio più. Patanè, poi lunedì ti ricordo, Non c'è la prova del cuoco. Lunedì che cosa c'è? La prova del cuoco prima. No, c'è Corner, Patanè. 20:45, lunedì c'è Corner, segnatelo. Grazie a tutti, una buona serata, non è stato il solito Corner, ma evidentemente ci sono stati dei motivi che ce lo imponevano. Grazie, una buona serata, fra poco c'è il telegiornale.